e noi perdiamo la gioventù migliore e ci riempiamo di immigrati che rompono le scatole dalla mattina alla sera. Dobbiamo scommettere sulla nostra gioventù. Beh, c'è Matteo Salvini, ci siamo noi, insomma c'è un nuovo corso che sicuramente si intravede e si è ben delineato. Ecco cosa cambia rispetto alla prima storica alleanza nel 1994, la politica del centrodestra, trazione Lega dopo Bologna e all'anno zero. C'è la volontà di fare, c'è voglia di fare e penso che il popolo che c'è a fianco lo dimostri fino in fondo. E ce lo dicono anche i sondaggi ultimamente, 4 punti da Renzi non sono poi un'eternità. Pronti a governare, dice Zaia ieri al fianco di Salvini sul palco di Piazza Maggiore e ancora una volta si smarca dalla leadership. Io mi occupo della regione, dei Veneti, ho lasciato un ministero per occuparmi della regione e penso che Matteo Salvini abbia i numeri per occuparsi ovviamente di questa leadership, di questo nuovo impegno che avrà. Il primo passo verso quello che molti pensano possa essere il partito unico, se la legge elettorale dovesse restare questa, che dà il premio di maggioranza alla lista e non alla coalizione. Non ci sentiamo degli estremisti se poniamo ad esempio la questione della sicurezza dei cittadini, proprio oggi, peraltro che è la giornata del funerale di Hermes Mattiello, per cui è bene fare una riflessione su questo valore, la sicurezza dei nostri cittadini.